giornata simbolo di domenica ci si prepara per dare il via dopodomani alla campagna di vaccinazione vera e propria. Arrivata stamane la prima fornitura per il Veneto, i flaconi stoccati all'ospedale di Vittorio Veneto. Nel frattempo, in questi giorni sembra calare l'indice di positività sui tamponi nella nostra regione. Zaia, Veneto a rischio arancione, lo sapremo presto. Nella Marca oggi debutto dei test rapidi in farmacia, già boom di prenotazioni, primi testati, lo facciamo per precauzione. Tragedia sfiorata ieri sera a Vedelago, dove un tir è uscito di strada e ha travolto 6 auto parcheggiate sul banco degli imputati, uno spartitraffico. Ristoratori sempre più in ginocchio, è anche l'unica forma di entrata consentita in questo periodo, è già in crisi il grido degli esercenti ieri sera a Ring. Dall'ultimo stralcio di lavori del quartiere di San Liberale arriverà una rivoluzione per Viale Europa e la viabilità di quel quadrante sempre più votata a sostenibilità e lentezza. Lutto per l'ex sindaco Giancarlo Gentilini, si è spenta a 89 anni la sorella Giuseppina, cui lo sceriffo di Treviso era particolarmente legato. Alla vigilia di Capodanno gli auguri del governatore Zaia, poco da festeggiare con tante persone che lottano per la vita. Questo 2020 deve finire, speriamo, in un nuovo anno di rinascita. Buonasera, bentrovati telespettatrici, telespettatori di Antenna 3 in apertura di questa edizione trevigiana, il racconto di una giornata importante per il Veneto e per la Marca, perché sono arrivati i vaccini oggi all'ospedale di Vittorio Veneto, circa 7.000 dosi. La cronaca della giornata nel servizio di Lina Paronetto. Sono quasi le 11:30 quando arriva alla farmacia dell'ospedale di Vittorio Veneto, scortato dai carabinieri, il corriere con 2 pesanti scatoloni, atterrati insieme a molti altri alle 8 del mattino all'aeroporto di Tessera. Sono partiti dalla sede Pfizer di Karlsruhe in Germania e fanno parte delle prime 45.630 dosi di vaccino anti-Covid destinate al Veneto. Caricati su un carrello, gli scatoloni vengono portati all'interno della farmacia ospedaliera per lo stoccaggio, ma la prima operazione da eseguire è dare lo stop all'apparecchio che registra, dal momento in cui il siero parte a quello in cui arriva, la temperatura del contenuto. Siamo stati anche in qualche modo anche emozionati all'arrivo, è una cosa che si aspetta da tanto e molto. Speriamo che dia lo svolta a tutta la parte, diciamo, pandemica, che consenta di riprendere un po' la vita. Sicuramente è il punto di inizio, diciamo così, della svolta, così ci auguriamo tutti. 1170 i flaconi arrivati a Vittorio Veneto, da ciascuno dei quali sarà possibile estrarre 6 dosi per un totale di oltre 7.000. La prima fornitura per la Marca, cui ne seguiranno poi molte altre. Ogni settimana dovrebbe esserci l'avvio che consente quindi di proseguire la campagna vaccinale e anche di fare le seconde dosi, perché questo tipo di vaccino ha necessità di una prima dose, dopo 21 giorni di una seconda. Al via il 1° gennaio la campagna di vaccinazione, destinatari del vaccino inizialmente gli operatori sanitari. Si comincerà con Treviso, che avrà, appunto, per il numero di persone che ci sono, ovviamente durerà un paio di giorni, poi si passerà a Vittorio Veneto, che è ospedale Covid, come si sa, e sarà in contemporanea con, credo, con Montebelluna e poi a seguire. La dottoressa Maccari non ha dubbi sull'opportunità di vaccinarsi. Credo che sia non una forte consiglio, molto di più di un forte consiglio, visto quello che c'è. Giornata importante per la Marca e per tutto il Veneto, lo ha sottolineato oggi a Marghera il governatore Zaia, che si è soffermato anche sull'incidenza dei positivi che sta calando, dice. Sono atterrate all'aeroporto di Venezia e poi distribuite in tutto il Veneto altre 45.360 dosi di vaccino. Nei prossimi giorni riparte la campagna vaccinale per il personale sanitario. Intanto, dati alla mano, il presidente Zaia ha spiegato che nella nostra regione l'incidenza dei positivi è del 5,7, mentre la media nazionale al 27 dicembre era del 12,48. A onor del vero, ma non voglio che lo prendiate come un dato positivo, noi stiamo osservando da qualche giorno, da più di qualche giorno, una diminuzione di incidenza dei positivi.
Poi Luciano Flor, direttore regionale della sanità, ha dato una buona notizia. C'è anche una buona notizia perché sapete che da ogni flacone noi estravamo 5 vaccini. È arrivata la circolare ministeriale, da prossime vaccinazioni ne utilizzeremo 6. Il che vuol dire che grazie a questo il numero di 185.000 unità di vaccino sale a 222.000 unità, ma soprattutto avendo più vaccini a disposizione a parità di consegne, i tempi di vaccinazione si abbattono significativamente e quindi i tempi di copertura vaccinale nella categoria della fase 1. Fra pochi giorni, fra l'altro, il governo dividerà nuovamente le regioni per fasce. Per il Veneto? Non ve lo so dire, capite che comunque il passaggio di zona, a parte il fatto che se ci dovesse essere un passaggio di zona adesso di fatto viene assorbito dalle restrizioni che ci sono, quindi forse resta un margine di 3-4 giorni per fare le famose 2 settimane. Rimane fermo il dato fondamentale dell'R con T sopra l'1,25. Altro tema caldo, la scuola, che dice Zaia è un elemento di grande variabilità dell'infezione. Noi tifiamo perché la scuola sia in presenza al 100%, ma bisogna essere anche obiettivi. Sono mesi cruciali che sono quelli, diciamo, di gennaio-febbraio delle vaccinazioni e valuteremo, guarda, io al dottor Forolo ho già detto che faccia un'analisi, ne abbiamo parlato con l'assessore, con la prevenzione per capire quale sarà la misura migliore per l'apertura delle scuole. Oggi non ve lo so dire. Poi la questione politica sul governo Zaia, non a mezzi termini. Penso che se questo governo non ha più la fiducia in Parlamento si debba andare a votare, punto. Che diventa anche sanificatorio in un momento in cui si parla tanto di sanità. Tra l'altro quello di oggi è stato l'ultimo punto stampa di questo travagliato 2020 e da qui gli auguri ai veneti del governatore. Sentiamolo. Sarà per noi, dopo il Natale più triste della nostra vita, diciamo, di coloro che non hanno vissuto la guerra, ovviamente, il massimo rispetto per chi è ancora qui in vita che ha visto la guerra, sarà anche il peggio Capodanno. Sarà triste perché non, almeno per me, ma anche per voi che avete vissuto assieme a noi, io non ho motivo di festeggiare sapendo che abbiamo delle persone che lottano tra la vita e la morte, lottano per restare in vita. Quest'anno deve finire. Spero che il 2021, anche grazie al vaccino, ci possa restituire le nostre vite. Guardate che il mondo si è fermato, cioè il mondo si è fermato, quindi veramente auguro di cuore salute, di tornare in perfetta forma fisica. E poi un augurio veramente col cuore in mano a tutti i nostri operatori della sanità, uomini e donne, gli eroi li chiamiamo, gli angeli. Ecco, ricordiamoci magari quando brinderemo da soli o con qualche amico, non so, in base a quello che si può fare, ricordiamo loro che sono lì a lavorare. E poi le faccio ai giornalisti per come avete seguito questa partita. E lo dico ai cittadini, a ringraziare Dio di avere una squadra di stampa, di carta stampata, radio, televisioni, che vi ha informato giorno dopo giorno. Quindi veramente buon 2021, sperando che il prossimo anno lo si possa ricordare come un grande anno, il 2021. Del resto, come dico sempre io, dopo la pioggia viene il sereno. È piovuto tanto, ma veramente tanto, però arriverà il sole prima o poi. Tra l'altro quello di oggi è stato anche il primo giorno di debutto dei test rapidi in farmacia. Questa è la situazione all'esterno di una nota farmacia trevigiana questa mattina. Ci sono persone molto interessate, anche passando chiedono per i tamponi quando fare, se sono valide per andare all'estero, eccetera. Sì, vedo che i cittadini da Treviso sono interessati di restare negativi.
Questa è la speranza di tutti, non solo dei trevigiani, che in queste ore hanno assistito al debutto dei punti Covid anche nelle farmacie. Qui siamo nel cuore di Treviso, alla farmacia Patelli del quartiere latino, dove il nuovo servizio è stato affidato a un'infermiera esterna sul retro dei locali, in tutta sicurezza. Oltre le attese e le prenotazioni che in una sola giornata hanno superato le 40, con i telefoni che squillano senza sosta. Ci sono tante chiamate, adesso stiamo cercando di organizzarci. Questo non è il nostro lavoro, ci siamo prestati ovviamente con la nostra professionalità per dare un contributo alla sanità del Veneto. Il servizio è partito subito dopo il via libera al protocollo tra Regione del Veneto e farmacie. La tariffa concordata è di 26 euro. Va fatto su prenotazione, quindi non ci si può presentare così. Su prenotazione il paziente deve dichiarare di non avere sintomi simili influenzali e niente, nel giro di 10 minuti vengono fatte tutte le pratiche burocratiche inizialmente e poi il prelievo, e dopo un quarto d'ora si dà già l'esito positivo o negativo del test rapido. L'obiettivo quindi è quello di testare gli asintomatici che potrebbero sfuggire con lo screening tradizionale. È il caso di questa ragazza che si è sottoposta al test prima del rientro al lavoro. Penso che possa essere una tutela in più, una sicurezza in più, giusto per prima del ritorno e del rientro a lavoro. E dall'infermiera Elena parte anche un messaggio molto semplice. Siamo qui di aiutare. E chiudiamo questa pagina con i dati del contagio aggiornati a questa sera. Parliamo di 3.849 nuovi casi di positività nelle 24 ore in Veneto, 120 decessi. Per Treviso 869 nuovi casi, 542 nella sola giornata di oggi, 10 decessi nelle 24 ore. La cronaca ci porta a Vedelago per una vera e propria tragedia sfiorata. Un tir è uscito di strada e ha travolto 6 auto posteggiate. Sul banco degli imputati uno spartitraffico. Io ero in cucina, ho sentito il botto, sono uscito e non mi aspettavo di trovare una situazione così tragica. Macchine accartocciate, il camion rivolto verso il basso, una delle macchine purtroppo era anche la mia. Allucinante, una cosa dall'altro indescrivibile, veramente indescrivibile. Possiamo ringraziare il lockdown, che alle 11:30 non c'era nessuno per la strada, perché se era un giorno normale questa strada è molto trafficata e sarebbe stato un disastro. Per fortuna c'era il lockdown. Solo per fortuna non è scappato il morto. Sono le sequenze di una traiettoria impazzita e di una tragedia sfiorata, quelle raccontate dai residenti di via Marconi a pochi passi dal centro di Vedelago. È qui che alle 23:30 di martedì sera un autista ghanese proveniente da Treviso perde il controllo del proprio tir. Prima invade l'altra corsia, poi sale sul marciapiede e travolge le 6 auto posteggiate. La sua corsa finisce pochi metri più in là, nel cortile di questa abitazione, dove il tir si ribalta. Arrivano i vigili del fuoco, il SUEM e la Polstrada. Il ghanese residente a Bassano esce illeso, ma lo scenario è catastrofico. Sul banco degli imputati questo spartitraffico realizzato circa un anno fa con l'apertura del nuovo supermercato. È da tempo che diciamo che questo spartitraffico e questa entrata del supermercato non è giusta, non va bene. Abbiamo già denunciato ancora un mese e mezzo fa con foto, perché non è questione solo dei camion, ci sono state parecchie macchine che hanno sbattuto su queste cose qua che hanno messo. 3-4 mesi fa una macchina sempre andata sopra, rotto la coppa dell'olio e ha perso olio fino in centro Vedelago. La scorsa primavera copione analogo nel parcheggio di un negozio poco distante con un tir che ha devastato l'area verde. La stessa cosa alle 2 di notte, solo che era un bilico nodato, ha preso su l'insieme le rocce e là si è fermato. Sul luogo dell'incidente si è recata lo stesso sindaco Cristina Andretta, mentre il vice sindaco a tenere il punto. Chiederemo un incontro di nuovo a Veneto Strade per cercare di trovare una soluzione definitiva. Mi preme però sottolineare che quel tratto di strada è inserito all'interno di un centro abitato, i limiti di velocità sono quindi massimo di 50 all'ora e gli incidenti, come in questo caso che si sono verificati, è soprattutto per una negligenza da parte di chi è al volante. Questa non deve essere una scusante, vogliamo risolvere la questione. Torniamo a parlare del rientro a scuola, perché i presidi trevigiani sono al lavoro per organizzare questo rientro in tutta sicurezza. Ma noi ci stiamo attrezzando in modo tale da poter il 7 gennaio riospitare
Parlo ovviamente delle scuole superiori. Quando si parla di ripresa delle scuole il condizionale è d'obbligo, anche se il ministro Speranza proprio in questi giorni ha firmato un'ordinanza che prevede forme flessibili nella organizzazione delle lezioni per garantire attività didattica in presenza al 50% degli studenti dal 7 gennaio. Si dovrebbe tornare ad ospitare, diciamo così, finalmente il 50% come tetto massimo degli studenti in presenza, secondo modalità che poi ogni singolo istituto definirà. Fine anno di incontri tra presidi e ufficio scolastico regionale per analizzare i piani redatti dai prefetti. A questo si aggiunge l'intenso lavoro delle aziende di trasporto pubblico per implementare la flotta mezzi a disposizione degli studenti. In quasi tutte le province pare non ci sarà bisogno di ricorrere a doppi turni. Le scuole dovrebbero poter entrare ad un orario unico in linea di massima, con una certa flessibilità in una fascia oraria, cioè non è detto che tutte le scuole devono entrare tutte alle 8, ma magari una scuola entra alle 8, una alle 8:15. 50% di studenti in aula, l'altra metà in didattica a distanza, con modalità che verranno decise dai singoli istituti scolastici. O a settimane alterne o a nuclei di giorni alterni, 3 giorni di una settimana il 50%, gli altri 3 giorni un altro 50%, così via. C'è poi l'economia con i ristoratori che sono sempre più in ginocchio. Anche la misura dell'asporto unica consentita in zona rossa e arancione ha subito un'impressionante frenata. Ce lo ha raccontato ieri sera a Ring Andrea Penzo Aiello, presidente di Veneto Imprese Unite. Purtroppo le cose non vanno come prima, nel senso che comunque aprile, maggio la gente era chiusa in casa da tanto, era chiusa in casa tutto il giorno, quindi veramente non riusciva più ad approcciare i suoi locali preferiti da troppo tempo e aveva voglia quindi alla sera col delivery di riuscire ad assaporare qualcosa da cui era abituato a mangiare prima. Adesso in parte perché comunque i locali sono aperti per mezza giornata, in parte e anche purtroppo soprattutto perché le finanze sono sempre meno e quelli che hanno messo da parte 2 soldi durante l'estate li tengono ben stretti sapendo i tempi dell'erogazione della cassa integrazione, la paura di un possibile nuovo lockdown. Il delivery ha perso circa l'80% rispetto a quello che era l'80%? Sì, se prima si riuscivano a fare anche 100 coperti a sera, adesso non si va oltre i 15-20 coperti. Ci sono dei casi ovviamente particolari, adesso con le festività ovviamente si lavora qualcosa in più, però diciamo che tutto quello che è stato prima è servito alla gente per aver paura nel spendere adesso e quindi appunto tutto quello che è stato sviluppato a marzo con tutti i ritardi dei pagamenti e quant'altro ha messo timore alle persone che fanno fatica e piuttosto comprano al supermercato e cucinano loro a casa. In più c'è anche da dire che c'è anche tanta confusione in questo momento con le nuove normative, arancione, codi comune, dentro comune, quindi tutto quello che era asporto e delivery diventa sempre più ambiguo perché le norme sono sempre meno chiare e quindi le persone hanno anche paura ad andare a prendersi l'asporto nel ristorante, non sanno se possono o non possono uscire dal comune, il delivery non sempre è disponibile o non sempre è economico perché purtroppo ci sono delle tasse sul delivery molto, molto importanti su certi cibi non propriamente economici e quindi non è come era a marzo, adesso sta subendo un brusco rallentamento e quindi non è più l'ancora di salvezza per molti locali. La politica con il sindaco di Treviso Mario Conte che ha formalizzato in queste ore un rimpasto delle deleghe di giunta già nell'aria da tempo. A partire dal 1° gennaio la delega alla gestione e alla manutenzione delle aree verdi, finora in capo l'assessore ai lavori pubblici Sandro Zampese, passerà da Alessandro Manera, già titolare dell'ambiente, al vice sindaco Andrea De Checchi. Conte ha assegnato sport e benessere psicofisico della persona, delega finora gestita da Silvia Nizzetto che mantiene la delega alla scuola. Si tratta di modifiche concordate da mesi per ottimizzare i carichi di lavoro nei rispettivi settori, ha commentato il primo cittadino di Treviso. E a proposito di deleghe e cioè quella ai lavori pubblici, c'è una rivoluzione in vista per il quartiere di San Liberale. Pedoni e ciclisti potranno finalmente riprendersi Viale Europa. È uno stravolgimento di prospettiva quello che la giunta di Cassugana ha presentato con l'ultimo stralcio dei lavori nel quartiere di San Liberale, che prevede la realizzazione di una pista ciclabile protetta lungo Viale Europa e via Cisole e la costruzione di 2 rotatorie in altrettanti punti a rischio, l'intersezione tra Viale Europa e via Azzi, mettendo in sicurezza la quale si risolveranno anche i problemi di via Mantovani Orsetti, oggetto di una raccolta firme nel 2018, e quella tra via Toscana e via Campi Sportivi. Metteremo dell'asfalto stampato dove ci sono le intersezioni con le varie vie
in modo da far percepire nei passaggi pedonali e nei passaggi ciclabili che la precedenza sarà per la mobilità lenta, sarà per le biciclette, e questa deve essere una percezione che ci deve essere sempre nelle reti della ciclopolitana di Treviso. Ricordo che quel quadrante è particolarmente interessato da strutture sportive e plessi scolastici, e quindi si va a dare una grande opportunità in termini di mobilità alternativa a studenti e sportivi, e di conseguenza a fluidificare il traffico nelle ore particolarmente rilevanti, quindi ingresso e uscita dai plessi scolastici, attraverso appunto la mobilità lenta. Andiamo sempre di più nella direzione della città dei 15 minuti, significa che potenzialmente i nostri cittadini, muovendosi a piedi in bicicletta, in 15 minuti al massimo possono raggiungere ogni servizio a loro necessario. Di fatto spariranno da Viale Europa anche gli ultimi tratti a 2 corsie. Oltre alle opere stradali, insieme ad ATS il Comune metterà mano anche alle fognature, allacciando il quartiere al depuratore. E nella sua complessità è una delle opere pubbliche più importanti che stiamo realizzando in questo mandato, e è la riqualificazione di un intero quartiere. Ancora cronaca subito dopo la pubblicità. Di nuovo in studio per parlare del lutto che ha coinvolto in queste ore l'ex sindaco Giancarlo Gentilini, perché si è spenta a 89 anni la sorella Giuseppina, a cui lo sceriffo di Treviso era particolarmente legato. La morte di Giuseppina Gentilini ha destato un profondo cordoglio nel quartiere di Serravalle Santa Giustina, Vittorio Veneto, dove viveva da sempre. Per lungo tempo era stata la titolare di una cartolibreria in via Caprera. Giuseppina lascia i figli Paolo e Giulio. Il funerale domani alle 10:30 nella chiesa parrocchiale di Santa Giustina. Adesso andiamo a Monastier per il duro sfogo via social di una mamma positiva come uno dei 2 figli, che ha chiesto aiuto al comune senza, a suo dire, riceverlo. Abbiamo raccolto anche la risposta del sindaco. Sono positiva al Covid e con questo video voglio denunciare il trattamento che mi ha riservato il sindaco. Inizia con queste parole il duro sfogo affidato ai social network di una cittadina di Monastier, Marina, madre di 2 figli, il più grande disabile psichico, positivo anche lui al virus, e il minore di 12 anni. Io ho chiesto aiuto per mio figlio disabile, per il mio figlio piccolo di 12 anni, viviamo in un mini appartamento. Ho chiesto aiuto per quanto riguarda la spesa alimentare e per quanto riguarda il distanziamento, che non è possibile in questo appartamento. Impossibile spostare il minore da solo, si è sentita rispondere Marina, che ha anche chiesto, essendo lei in quarantena, che la protezione civile accompagnasse il figlio a fare il tampone molecolare e che qualcuno le portasse dei generi alimentari, essendo la famiglia da mesi in gravi difficoltà. Questa la risposta. Si carichi in macchina e lo porti lei senza scendere dalla macchina, perché io non ho macchine. E per quanto riguarda la spesa, mi ha detto che le macchine della protezione civile non lavorano nei giorni festivi. Ma fino a domani mattina cosa mangiamo? Noi ci è rimasto un po' di pasta, per fortuna, e anche un po' di latte, e ci stiamo arrangiando. Inizialmente aveva chiesto anche un alloggio per poter andare lei, ma i figli sarebbero rimasti, diciamo, come dire, senza custodia. Successivamente mi ha chiesto una macchina della protezione civile per accompagnare i figli a fare il tampone. Ho sentito l'ULS e l'ULS mi ha comunicato che se la signora era praticamente asintomatica, seppur positiva, poteva accompagnare i figli a fare il tampone senza scendere dall'auto. Ieri alle 3 la signora mi ha chiesto, mi ha finalmente mandato la lista della spesa. Oggi pomeriggio le avevo garantito che le sarebbe recapitata, ma le è stata recapitata stamattina alle 8:30. Moro non specifica chi ha consegnato quei viveri, ma lo si legge nel post con cui Marina chiude la vicenda ringraziandola. È stato proprio il sindaco a portare di persona la borsa della spesa. Dobbiamo davvero convincerci che questo è un periodo emergenziale nel quale ne usciremo appunto se ognuno accetta di fare la propria piccola parte. In questo momento auguro davvero alla signora Marina di fare una quarantena serena, senza sintomi, come sembra insomma sia, e siamo sempre a disposizione come lo siamo sempre stati. Andiamo adesso a Belluno.
In apertura della cronaca dal Bellunese, la raffica di interrogazioni e domande di attualità presentate in queste ore al Consiglio Comunale di Belluno, riunito dalle 16 in videoconferenza. L'oggetto del contendere sono i disservizi causati dalla mancata rimozione della neve nel centro cittadino e nelle frazioni, dalle arterie più importanti e trafficate a quelle minori. La scena, 48 ore dall'evento, è desolante, in molti ne hanno fatto le spese. Solo ieri al pronto soccorso hanno fatto ricorso per traumi una quarantina di cittadini. Dai banchi di Fratelli d'Italia il consigliere Damiano chiede se l'amministrazione abbia chiara l'idea che tale situazione potrebbe tradursi in plurime azioni risarcitorie nei confronti dell'amministrazione cittadina. Dal gruppo misto il consigliere Fabio Bristot chiede a chi debbano essere attribuite le responsabilità di tale grave disservizio e se il piano neve del comune di Belluno esista oppure no. Dai banchi della Lega i consiglieri comunali guardano a loro volta anche ai prossimi mesi futuri. Insomma, la discussione è in corso. E intanto oggi il settore viabilità dell'amministrazione provinciale di Belluno ha tracciato il bilancio dell'attività svolta nel corso del 2020. L'obiettivo entro il 2025 è l'ingresso di ANAS in Veneto Strade e il passaggio di alcune strade da provinciali a statali. Dobbiamo già da ora iniziare a fare dei ragionamenti su quale dovrà essere il futuro della gestione delle nostre strade, perché sappiamo benissimo che il 2025 è dietro la porta, è dietro l'angolo, quindi noi dobbiamo da subito iniziare a fare tutti i ragionamenti per far sì che le nostre strade, sia storiche e ex ANAS, possano avere una continuità gestionale. Tutti i cittadini hanno pari dignità, tutti i territori della provincia hanno lo stesso diritto di poter avere le migliori infrastrutture possibili. La sfida parte da Palazzo Piloni, che fino ad ora ha coperto con il proprio bilancio tutti gli impegni assunti con Veneto Strade, poiché dal 2014 che il fondo statale pari a 15 milioni di euro è stato azzerato e la coperta è sempre più corta. Dobbiamo riuscire a, io dico, staccare le strade ex ANAS, che come ben sapete per anni i fondi sono stati girati dallo Stato, ma poi a un certo punto tutte queste risorse, che ovviamente sono all'interno della convenzione con Veneto Strade, non sono state più girate dallo Stato e quindi abbiamo dovuto recuperarle all'interno del nostro bilancio. Liberare questi 6, 7, 8 milioni di euro sicuramente ci darebbero un grandissimo respiro. Che sia necessaria un'unica regia lo dice l'emergenza di queste ore dopo la nevicata, che è stata sì abbondante ma certamente non eccezionale. La viabilità è andata in tilt nella quasi totalità della provincia perché il servizio di sgombero neve è appaltato a ditte esterne che non sono molte e non tutte sufficientemente attrezzate. L'obiettivo, ha spiegato l'ingegnere Alberto Serafini dell'amministrazione provinciale, è di iniziare a classificare le strade che dovranno passare sotto l'ala dell'ANAS. Sicuramente la 346 del San Pellegrino, la 251 della Val di Zoldo, la 347 del Passo Cereda, la 203 a Gordina, la 48 delle Dolomiti, la 348 Feltrina e la provinciale 1 della Sinistra Piave, nella prospettiva del completamento della Pedemontana Veneta. Ma per il passaggio di ANAS in Veneto Strade i tempi non sembrano per nulla brevi e la provincia chiede di mettere l'acceleratore. Sappiamo che ci sono stati molti contatti tra la Regione e ANAS, ma purtroppo il fatto che ANAS entri in Veneto Strade, che era quello che era stato programmato, sembra che non avvenga domani mattina e questo ovviamente a noi preoccupa. Primo giorno a Palazzo dei Rettori per Sergio Bracco, il nuovo prefetto di Belluno. L'ingresso nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Rettori, puntuale 15 minuti prima delle 13, Sergio Bracco, elegante in completo blu, si accomoda dietro l'ampia scrivania di fronte ai giornalisti. Ho fatto il questore di Milano fino a ieri e sono assolutamente contento di essere qui, dice subito, per presentarsi. Il suo è un curriculum di tutto rispetto. Per 38 anni funzionario di polizia, ha trascorso 11 anni come capo di gabinetto a Bologna. Originario di Napoli, nuovo prefetto, è stato capo della squadra mobile di Rovigo, successivamente questore a Genova nei giorni del crollo del Ponte Morandi e poi a Milano. Il contrasto alla criminalità organizzata nel suo DNA e di questi tempi pure il bellunese non è esente.
È un problema che hanno affrontato, che stanno affrontando e che io credo dovrà essere anche incrementato il lavoro su questa attività di contrasto. In realtà già oggi esistono capillari controlli sui cantieri, sulle imprese che hanno vinto appalti, quindi si sta lavorando e si continuerà a lavorare. Il problema riguarda le opere per i mondiali e le Olimpiadi e già le interdittive sono arrivate nei confronti di ditte esecutrici di lavori in odor di mafia. Bisogna essere molto attenti e vigili, afferma il prefetto, per la prima volta in terra bellunese e desideroso di mettersi al più presto al servizio della comunità. Il primo obiettivo è quello di intensificare i rapporti con i sindaci che del territorio sono vere e proprie sentinelle. Io credo che sia fondamentale un rapporto stretto tra la prefettura e i comuni, forse già c'era, non lo so, io comunque ci tengo a conoscerli perché innanzitutto i rapporti sono più facili conoscendosi, ma ci tengo perché voglio dare una mano concreta a questi, io li ritengo fondamentali. Veniamo alla nostra rubrica, il tuo presepe. Vi ricordo ancora una volta i numeri per partecipare, lo vedete, il numero WhatsApp 351 1755 340, potete continuare a mandarci i vostri video, i vostri presepi. Ovviamente la raccomandazione è sempre quella di fare le immagini in orizzontale e filmati di almeno 20 secondi. E veniamo quindi ai vostri presepi anche per questa sera. Vi proponiamo le creazioni della famiglia Rizzotto, la famiglia Donati di Dosson di Casiera, Maurizio di Silea, Mauro Reato di Treviso, Nicola Bavaresco di Asolo e Gianni Pavanetto di Venezia. Tanti auguri di buon Natale da Andrea, Riccardo, Tiziana e Azzurra Rizzotto. Tanti auguri, buone feste a tutti. Ciao. Non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora da Treviso e Belluno e quindi tutto. Adesso c'è il meteo, grazie per l'attenzione e buona serata. Il cuore vive finché ha qualcosa da amare, così come il fuoco avrà qualcosa da bruciare. Benvenuti al meteo. Ultimo giorno del 2020 all'insegna di una temporanea pausa asciutta, ma sarà soltanto una breve parentesi perché l'anno nuovo purtroppo non inizierà con i migliori auspici, quantomeno dal punto di vista del tempo. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto la giornata di giovedì 31 dicembre vedrà al mattino nubi basse e nebbie in parziale dissolvimento con il passare delle ore. Al pomeriggio vedete ampie schiarite soleggiate, ancora nuove foschie in formazione durante la serata. Temperature minime tra -1 e 2 gradi, valori massimi compresi invece tra i 4 e gli 8 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, inizialmente qualche addensamento nuvoloso con anche isolati piovaschi. A seguire sarà più soleggiato un po' dappertutto.
Temperature minime tra 1 e 5 gradi, massime invece sui 7-8 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove la situazione sarà la stessa, con tanto sole, il cielo si presenterà sereno o al massimo velato. Temperature minime intorno ai -2 gradi, massime invece sui 3 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Il talento è scintilla, il genio fiamma.